No. Qui sono tutti esperti e io da non esperto, ma da operatore del diritto, per esempio, a proposito veniva citato nel campo della giustizia quei processi. Ha ragione lei, cioè il tema vero è che funziona il processo elettronico, solo che i tribunali in alcuni casi non sono attrezzati, per cui lo strumento è validissimo per chi si attrezza. Allora bisogna andare a monte, ogni riforma è straordinaria questa riforma. I soldi li hanno presi. I soldi li hanno presi, allora ci vuole qualcuno, ecco il problema italiano, qualcuno che vada a verificare cosa ne fate dei soldi. Come fate a verificare? Esattamente, perfettamente. Benissimo, allora dico, ma citiamo la giustizia, però se assegniamo in ogni campo è esattamente la stessa cosa, ci sono certi uffici che si attrezzano, altri no, i soldi arrivano a tutti, allora intanto c'è un problema di verifica a monte, ma per quale motivo alcuni lo fanno e altri no? Si possono rimuovere coloro i quali non hanno fatto questi aggiornamenti o questi adeguamenti? I dirigenti dovrebbero avere la responsabilità. Mi auguro di sì, ma infatti io dico, Giacalò citava prima, qua non dobbiamo buttare tutto a mare, anche se l'hanno fatto gli altri, io condivido perfettamente, però dobbiamo anche conservare il diritto di critica per quello che di brutto hanno fatto, però, perché non possiamo solo dire salviamo il buono e scordiamoci il negativo. No, scordiamo il negativo. Nel campo giustizia noi abbiamo un esempio eccellente. Ha funzionato perfettamente nel campo fiscale. A un certo punto si è detto ai